Amici di Diversamente Veneto, grandissima puntata come vi avevo permesso. Siamo qua alla scuola allievi di polizia di Peschiera del Garda. Andiamo a salutare il direttore perché oggi il mio intento è quello di mettermi in riga, di diventare una persona disciplinata. Andiamo alla scuola di allievi della polizia e vi farò vivere una giornata da allievi. Venite con me. Permesso? Allora spiegami come sarà la mia giornata da allieva. Allora, intanto siediti così ti riposi perché la giornata sarà dura e faticosa. Oddio, devo preoccuparmi? Sì, se vuoi vivere una giornata come loro, la loro giornata inizia presto la mattina e finisce il pomeriggio tardi. Hanno tante lezioni, alcune lezioni teoriche, altre lezioni pratiche, insomma, quindi è meglio che ti riposi questi 5 minuti prima di iniziare. Ok, e si svolgerà, mi seguirà qualcuno? Sì, io allora ho scelto, poi adesso te lo presento, uno dei più anziani della scuola, che fra l'altro insomma, è una persona che io conosco molto bene e che quindi ti sa dire un po' tutti i segreti della scuola di polizia di Peschiera del Garda e della scuola di polizia in genere. E poi ho scelto 2 ragazzi del corso, del 202esimo corso, il corso che si sta facendo adesso, sono ragazzi che conosco, persone preparate che anche se sono entrati da poco in polizia hanno già la passione e l'amore per la nostra divisa e quindi insomma secondo me possono essere dei buoni ciceroni per farti trascorrere questa giornata. Ma è una scuola di solo maschi? No, per fortuna no, per fortuna ci sono tante ragazze e tante donne che lavorano nel quadro permanente della scuola, eppure tra gli allievi ci sono tante ragazze, quindi su 122 allievi ci sono 45 ragazze. Direttore, io sono pronta. Bene, da dove allora io adesso chiamiamo Pasquale De Sisto, che è il nostro assistente anziano, che se lui sente così si arrabbia, ma insomma è anziano in tutti i sensi, nel senso che da tanti anni sta qui alla scuola, poi lui ti porterà dai 2 ragazzi, dagli allievi e inizia la tua meravigliosa giornata. Perfetto, sono in attesa di Pasquale. Va bene, allora in bocca al lupo per la giornata. Lunga vita al lupo. Pasquale, buongiorno. Buongiorno signor direttore. Ciao, buongiorno. Pasquale, come ti dicevo, insomma, è il più anziano della scuola, non di età, ma del fatto che sono tanti anni che sta qua. Fra l'altro per tanti anni ha seguito e continua a seguire i ragazzi come tutor, che è questa figura insomma, che in qualche modo segue i ragazzi sotto tutti i punti di vista e a 360 gradi, e poi io insieme a lui con i ragazzi abbiamo sempre cercato negli anni di fare anche queste famose attività elettive, che sono queste attività che escono un po' dal programma didattico in senso stretto, perché insomma facciamo vedere a tutti che noi non siamo solo poliziotti ma siamo uomini e donne, quindi Pasquale è la persona giusta che vi può portare nel nostro mondo. Io vi ringrazio della disponibilità e ci rivedremo per il saluto. Va bene, buon arruolamento allora. Grazie mille, arrivederci. Ciao, buon lavoro. Arrivederci signor direttore. Ciao. Prego. Permesso. Beh ragazzi, Diversamente Veneto è una cosa incredibile, una lezione di disciplina e impegno che questi ragazzi fanno tutti i giorni che voi non avete idea. Questa volta sono emozionata. Avanti. Marcia. Avanti. Paola, riposo. Segni il passo. Paola, riposo.
corso A, destra, riga. Fissi, corso riposo, corso A, destra, alza la bandiera. Aula atten, dietro, front, riposo, alle attività. Dietro, front, Ragazzi, è qualcosa di spettacolare. Quello che abbiamo appena visto è stata l'alzabandiera della scuola di polizia. Adesso iniziano le loro attività. Oggi io sono accompagnata da Davide, piacere sono Ies, giusto Davide? Davide. Alessandra? Piacere, Alleva Gentile Ingressato. Pasquale. E Pasquale. E oggi loro ci faranno vedere la vita di un'accademia, giusto Pasquale? Ma questi due ragazzi qua sono due istruttori, raccontano. Sì, sono due allievi che stanno frequentando attualmente il 202esimo corso. Permettetemi di darvi il benvenuto a nome anche del direttore della scuola Giampaolo Trevisi, che mi ha dato questo privilegio di accogliervi. Non fosse altro per un dato anagrafico, sono il più anziano della caserma e quindi per questo anche a nome suo e a nome di tutta la scuola, del quadro permanente degli impiegati civili del Ministero dell'Interno, benvenuti alla scuola di polizia di Peschiera del Garda. Oggi che succede allora? Allora abbiamo la aula A che è studio obbligatorio. Sì, questa Aula B cosa fa? Aula B, difesa personale. Aula C? Aula Noi C, abbiamo 6 ore al poligono, lezioni di armi e tiro, e poi c'è l'aula D che ha un'attività a parte sua, dovrebbe essere scuola guida se non erro. Che cos'è lo studio obbligatorio? Un'ora sono delle ore che fanno parte integrante del piano didattico, in cui gli allievi rimangono nella propria aula e si preparano, studiano le materie che sono oggetto dei moduli d'esame. Nello specifico noi a breve avremo il terzo modulo e questa mattina la mia aula, l'aula A, sarà impegnata nella prima ora a un ripasso, a uno studio individuale, non uno studio guidato. Questa è l'aula della lezione di armi e tiro, che diciamo, è adiacente al poligono, in modo tale che nell'aula si fa la parte di teoria e poi subito dopo si può andare a fare la parte pratica all'interno del poligono. Guarda, una delle cose che ho trovato molto interessanti era quando si parlava delle cartucce inerti, sì. Inerte. Hanno un significato molto importante, nel senso che qualora debba essere dimostrato dal docente un qualcosa in particolare con la pistola, questo viene eseguito con queste cartucce che, se anche appunto si preme sul grilletto, non uscirà nessun colpo dall'arma fisicamente, quindi si sentirà solo il rumore, diciamo così, però fisicamente non c'è alcuno sparo, ecco. Noi insegniamo a sparare, ma soprattutto insegniamo a non sparare, cioè piuttosto che uno mi spara male è meglio che non spari, per cui
ci addestriamo in modo da dare la consapevolezza all'allievo che sarà un poliziotto, se sta in mezzo alla strada e deve fare uso dell'arma, l'uso dell'arma sarà sempre un'estrema ratio, cioè non è che uno va in mezzo alla strada perché ha imparato a sparare, spara, è l'ultima cosa sparare, ma se spara o spara bene o è meglio che non spara. Noi battiamo molto sulla sicurezza, per cui a noi che un allievo faccia 300 trecentesimi è importante, ma fino a un certo punto. A noi interessa che l'allievo esca da questa struttura consapevole che in mano ha un'arma e che può far male, quindi prioritariamente deve eseguire, deve fare per se stesso e per gli altri le sicurezze in modo perfetto, così siamo tutti tranquilli. Una volta presa conoscenza e consapevolezza dell'arma, li facciamo provare in bianco con le cartucce inerti, ovvero senza sparare, e poi li portiamo a fuoco, come state vedendo adesso in galleria, con cartucce vere, simulando quello che può essere un tiro operativo. Alessandra, era la mia prima volta, un'emozione unica vedere questa lezione di armi e tiro. Assolutamente, posso immaginare. Io sono ancora emozionata, amici di Diversamente Veneto. Ma ascolti, se capita un incidente, qualcosa? Se capita un incidente, fortunatamente abbiamo l'infermeria che funziona H24, con all'interno del personale veramente molto gentile, ci tengo a sottolinearlo, e la presenza di un medico, il dottor Ciotta, assistito appunto da 2 infermieri che insomma ci prestano soccorso per qualsiasi evenienza. H24, esattamente, sì. Quindi se qualcuno dovesse star male, per fortuna può essere immediatamente visitato dal dottore. Cari amici di Diversamente Veneto, un attimo di pubblicità, torniamo subito che noi andiamo a farvi scoprire delle cose spettacolari. Godetevi questo panorama. Cari amici di Diversamente Veneto, siamo tornati dalla pubblicità. Io sono qua con il mio caro amico Pasquale, giusto? Assistente capo coordinatore Pasquale De Sisto. Pasquale, tu mi hai affidato già anche 2 allievi molto bravi a spiegarmi come funziona nella scuola. Per forza, io da lontano vi seguivo, avevo l'occhio, non potevo affidarveli da solo, c'è sempre, siccome io ho la funzione di tutor, rimango tutor 24 ore su 24. Ah, ed era per quello che ci osservava. Certo. Allora continuiamo il nostro giro a scoprire come funziona nella scuola di polizia di Peschiera del Garda. Venite con me. Cosa sta succedendo, Alessandro? Esatto, i ragazzi stanno effettuando un posto di blocco, quindi stanno imparando come agire e cosa fare durante un posto di blocco, un posto di controllo. Controllo quando mi fermo con la macchina? Esatto, un posto di controllo, quando normalmente un cittadino viene fermato con la macchina, il controllo che diciamo accade a molti di noi, ecco. Ok. Hanno il giubbotto antiproiettile? Hanno il giubbotto antiproiettile, il DSM, che è quella che viene comunemente chiamata paletta. DSM? La paletta si chiama DSM? DSM, esatto, comunemente chiamata paletta, e come vedete vengono equipaggiati in maniera, come insomma li vediamo su strada i poliziotti, proprio perché devono imparare come si procede. In questo caso stanno facendo un posto di controllo, poi viene anche spiegato come svolgere una perquisizione, un ammanettamento, come si controllano i documenti, come si può reagire a un conflitto a fuoco. Queste sono insomma le attività pratiche e operative, quindi come è la procedura quando si lavora su strada, ecco. Adesso noi, prima di iniziare la lezione, vogliamo fare evidenziare che le armi sono da addestramento, quindi non sono armi reali, attive, ok? Quindi sono armi saldate. Ragazzi, mostriamo che... Vediamo come saldate? Ah, ok. Praticamente il caricatore è saldato, se no diciamo originalmente questo. Cioè dunque è una lezione del tutto sulla sicurezza anche in quello, insomma. Vabbè, principalmente. Se parliamo di armi, soprattutto a livello di sicurezza in primis, quindi dobbiamo far capire che queste armi sono inattive, quindi solo per addestramento. Okay. In più la materia poi va a far capire ai ragazzi come diciamo approcciare e fare un intervento in sicurezza. Qui adesso stiamo parlando del modulo di posti di controllo. Alessandro, tu adesso mi porti... Stiamo andando nelle camerate, ovvero dove noi ci rechiamo al termine dell'attività didattica, dove dormiamo, dove passiamo
iniziamo diciamo, il nostro momento di pausa. Prego. Permesso. Prego. Qua dorme, qua. Sì, praticamente questo è il mio lettino. Tu ti alzi stamattina, te lo prepari tu? A noi è stato impartito l'obbligo di fare sempre il letto in questo modo e lasciarlo in questo modo, ovvero noi tutte le mattine dobbiamo ripiegare, come vedete, le coperte sotto il materasso e mettere il cuscino in questo modo in vista, quindi il letto deve essere lasciato così ogni mattina. Infatti vengono effettuati anche dei controlli, la stanza deve essere perfettamente in ordine, ovvero non deve esserci fuori nulla al di fuori dei libri. Sì. Ascoltami, vedi che è una scuola di pulizia per una donna, perché poi prima di tutto siamo donne, no? Dove rimani quell'aspetto femminile? Io parlo perché io sono molto vanitosa. Assolutamente. Quell'aspetto rimane anche in un poliziotto donna? Assolutamente rimane in un poliziotto donna, però deve, diciamo, uscire fuori quando siamo fuori servizio, ovvero da quando ci alziamo al mattino svolgiamo l'attività didattica, bisogna comunque mantenere un certo decoro, soprattutto nell'aspetto formale, nell'estetica anche, quindi non bisogna eccedere. Poi quando termina l'attività didattica siamo fuori servizio e possiamo uscire dalla scuola, allora a quel punto ci è concesso tornare donne e poter ad esempio mettere una gonna, un pochino più di trucco, insomma sciogliere i capelli. A volte può essere una cosa veramente difficile per noi, perché lì ho visto che siete trattate uguali, siete tutti uguali. Assolutamente, qui sin dal primo giorno ci è stato detto, ma è così proprio nella pratica, siamo trattate allo stesso modo dei ragazzi, quindi non viene fatta nessuno sconto per noi donne, siamo esattamente sullo stesso piano e di questo però ne eravamo già consapevoli prima di entrare in questo ambiente. Infatti, ricollegandomi al discorso di prima, non ci pesa comunque, perché tutto ciò che viene fatto con passione, tutto ciò che ci piace non può assolutamente pesare. Io non mi pesa il fatto di dover indossare tutti i giorni lo stesso vestito, possiamo chiamarlo così, che poi è la nostra divisa, non mi pesa perché mi piace, perché ho fatto tanti sacrifici per questo, insomma. Allora andiamo a difenderci? Andiamo a difenderci, va bene, adesso andiamo a fare difesa personale. Scusa. Giovanni Pomo, cosa sta succedendo qua? Sta succedendo che sono i ragazzi del corso che si stanno preparando per l'esame di difesa personale. Noi però in genere cerchiamo di prepararli a livello fisico e a livello mentale per quello che andranno a fare poi domani fuori. E l'approccio con la difesa personale per tanti è un problema, perché non hanno mai visto niente di arti marziali e quindi vengono da un mondo completamente diverso. Tanti vengono dallo sport ma non vengono dagli sport di combattimento, quindi inculcargli nella testa quello che bisogna fare per cercare di, in questo caso, di difendersi e di tutelare nello stesso tempo l'incolumità altrui non è facile. Ecco, questi sono gli allievi in attesa appunto di accedere alla mensa. Come potete vedere sono inquadrati in file da 9. In posizione di riposo? In posizione di riposo. Tutto quello che muove questi ragazzi, posso dire che è la passione? Sicuramente sì, è la passione che vi muove, insomma, in tutto questo? Sì. Quindi sicuramente sì. Volevo ricordare a tutti gli amici che ci ascoltano a Diversamente Veneto che questi ragazzi qua, magari io lo auguro a tutti loro, quando vi fermeranno ricordate il percorso di sacrificio, di lavoro duro che hanno fatto ognuno di loro, non solo di studio, perché un poliziotto, come dicevi te, non è una palletta che si alza. Esatto, non è solo una paletta che si alza, esattamente. A questo punto sono entrati tutti 8 e questa fila può accedere alla mensa. E io sono in questa fila, vero? Siamo in questa fila, esatto. Mi dispiace per voi. Mi piace Alessandra? Sì, ecco. Mi piace questo senso che hanno loro di unione, perché vedo questo. Sì, anche perché questa diventa un po' la nostra nuova famiglia, dobbiamo stare 8 mesi insomma qui, quindi diventa una nuova famiglia. Io sono avvantaggiata perché faccio la fila per poco tempo. C'ho la mensa con loro, ma i loro sacrifici non l'ho sfiorato minimamente, sappiatelo. E ogni allievo deve firmare quando... Tutti gli allievi devono firmare la presenza. Quando entrano. È una tavola calda a tutti gli effetti. Sì. Il bicchiere e lì si fa scendere l'acqua. E posso scegliere quello che voglio? Sì, fino a 2 bicchieri puoi prendere. Il verdetto finale.
Buon appetito a te, Jesus, buon appetito. Qui stiamo andando in aula magna dove per farvi vedere che in polizia non si fanno solo lezioni teoriche e pratiche, ma si fanno anche delle attività parallele. In aula magna c'è un gruppo teatrale diretto principalmente dall'assistente capo De Sisto, dove vengono svolte delle attività elettive. Come potete vedere i ragazzi organizzano una sorta di spettacolo teatrale accompagnato anche da degli strumenti musicali, da delle canzoni, e il tutto viene svolto appunto dai ragazzi. Noi siamo essenzialmente un gruppo di una ventina di volontari e la sera ci riuniamo, ognuno mette a disposizione insomma, quello in cui più riesce. Diciamo che mettiamo in scena la nostra vita qui a scuola, essenzialmente il teatro parla di noi. A posto? Corso A, des, riga! Fissi, corso riposo, corso A, il 102esimo corso su completa disposizione, pronto per la cerimonia della Maina Bandiera. Grazie. Corso riposo, corso A, Grazie a te di tutto, spero di esservi stato d'aiuto e adesso... Saluto il direttore. Grazie. La ringrazio. Grazie a te. Avanti! Direttore, buonasera. Buonasera, permesso. Bentornata, com'è andata la giornata? Posso sedere, direttore? Sì, te l'avevo detto e ti stancavi. È stata una lunghissima giornata. Gli dico cosa ho imparato. Ho imparato veramente che quello che muove questi ragazzi è una passione che non c'ha parole. E personalmente dichiaro agli amici di Diversamente Veneto che da oggi in poi, quando un poliziotto mi fermerà, che mi darà una multa, non sarò arrabbiata. Perché so quanto lavoro, quanto sacrificio c'è dietro. È incredibile. No, ma c'è sacrificio, c'è passione, c'è voglia di fare, e quindi è giusto che tu racconti queste cose. Ed è bello che ce l'abbiano i giovani, no? Quelli che poi saranno i poliziotti che tra pochi mesi andranno per strada. Addirittura io sono davvero stanca e mi sembra di non aver fatto nemmeno metà di quello che loro realmente fanno tutto il giorno. Beh, tu non hai fatto neanche metà, perché poi ogni giorno cambia e sono 1000 attività diverse, e comunque stai sempre in un ambiente che poi è una scuola dove in parte l'allievo poliziotto è protetto, perché poi il bello diventa quando uno è poliziotto davvero su strada, allora lì le cose si complicano, si rischia davvero e
insomma, e quindi ecco, noi cerchiamo di prepararli a quel percorso lì, che però non è un percorso facile. È per quello che io dico loro che non è un lavoro ma è una missione. E io vi ringrazio di averci ospitato a Diversamente Veneto. Grazie a voi, io ho un piccolo pensiero, perché almeno così ti ricordi. Allora, questo è un fermacarte, cioè scusa, un fermacarte, un tagliabuste, insomma, un tagliacarte. Con il vostro stemma. Con lo stemma della Polizia di Stato. Così, sperando che tu faccia parte ancora della famiglia di coloro che utilizzano la carta più del computer, ti può servire sulla tua scrivania. E questa è anche sempre un'altra cosa della Polizia di Stato, che invece questo è per metterci lettere, buste, insomma. Ma questa sarà veramente, ogni volta che guarderò sarà un gran ricordo, perché mi hai fatto vivere una giornata che non potrò mai più dimenticare in vita mia. E noi siamo contenti, così potrai andare in giro a dire che i poliziotti non devono mai far paura neanche ai bambini, io lo dico sempre. Lo dico io. Cari amici di Diversamente Veneto, è stata una giornata incredibile, piena di emozioni, che le mie parole questa volta non riesco a trasmettervi quanto bello è stato. Vi ringrazio della vostra compagnia, vi saluto. A nome vostro ringrazio la scuola di polizia di Peschiera e il direttore per averci ospitato. Spero di potervi raccontare ancora di loro, perché il tempo è stretto, vi abbiamo raccontato veramente poco rispetto a quello che è questo mondo. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!